Buonasera a tutti, visto TV, torno a vedere oggi di Binnichi del suo mese di Natale, due messa e 20 Kimbe, siamo entrati sul periodo del festa, siamo entrati, per esempio non ha poi visto, non è così, ne sono facchenne, comunque sta a fare uno giro, poi può scrivere dove bisogna e gli dare lo giusto merito, insomma. Intanto diamo una cratera da sadie, che oggi è cocculata adesso tutto, e così presenta di voi in questo nugone al manno su Pade Saida, che la sono cucuzzanne del su tutto, e quindi insomma oggi altra fa che viene a scarchi guttiu de abba e diamo un pacco da cosa corsa con le goi e poi andiamo a vedere su Saravallo 3 gradi, al massimo 9 gradi il minimo, tutto la dia calcolato e a ora de 17 le 0 comincia a provare una muddinedda, un po' abbondante, insomma, ecco. E dimmo Crasa poi tutto sa dia, 12 gradi temperatura massima, 8 la minima, e poi tutto sa dia, insomma, in maniera abbondante, cioè, caratteristica appunto di una muddinata, insomma, ecco. Bene, bene, bene. Andiamo su Itenova Arbamo, beh, intanto amo una nuova sportiva, siamo al vediamo, ecco qua, nuova sportiva, la prima nuova sportiva è scosta, che la bittese a Bissù, che è il 3 a 2, un bello risultato, insomma, che sa San Marco Cabras, dopo una settimana travagliata, con il cambio alla guida tecnica si torna alla vittoria. Mister Pier Giorgio Giovanetti e mister Pietro Cano ci guidano attraverso una partita difficile, visto che passiamo in svantaggio già al primo minuto. La condizione sfavorevole viene ribaltata dalla tripletta di Giuseppe Meloni e soprattutto dalla ritrovata verve e consapevolezza dei propri mezzi di tutta la squadra. Avanti così, forza Bittese è proprio avanti così. Bene, bene, siamo contenti, una bella cosa, insomma, cioè non ha poi anche sa diretta in Domus Bomba, che nella manifestazione, però per esempio la Baitan vi pubblica il risultato, può essere contento. Come sono contento sul risultato, rapito da essere rappresentativa sarda e italiana in San Domingo, in un bel duo giocatore del Vesticheso, insomma, uno Bustiano Composto e Bustiano Doneggio, scusate, esatto, di Giovanni Castelli, Bustiano Doneggio Composto, insomma, ecco. Hanno vinto il torneo, insomma, hanno vinto il torneo in tanta di squadra. Non è l'ultima l'hanno giocata che la finale l'hanno giocata che in ogni squadra metta forte, si va alla finale, Italia 11, Domenicana e poi Domenicana Groc 11. 5 a 0 ha visto l'Italia 11 che sa domenicana e poi in finale è stannata non esco fin che le squadre mi deve informare e poi bollato andare insomma no, che è tutto il giocatore insomma che bisogna poi abbiamo dato la fotografia già, ehm, no, che andiamo scarcatela ecco qua ecco questo lo tre piscinelli insomma sono che vestendo innanzi è stato Marco Balata, e c'era Marco Leone, e poi beh, Giovanni Castelli e Bustiano Doneggio composto. Va bene a scaricare la fotografia, ecco, se no che io, contento e gioioso, e bene gai. Bene, gai. Poi non riesco a informare che le squadre sono giocate, insomma. Poi vamos a Terranova, vamos a Pascale Carzedda, qui questo zero a Sasotto, no, a Salvecchia, scusate, a essere intervistato da Radiolina e lo trasmettono in videolina, insomma. Ecco, cioè, ma leghiamo su chi avete scritto, su tutta questa fotografia.
Radiolina Official, Sala Prove, torna con una nuova puntata dedicata alla musica sarda. Il protagonista di oggi è Pasquale Carzedda, cantautore sardo, classe 1993, artista dalla forte identità musicale e sociale. Dalle piazze ai festival, dalla scrittura in italiano alla lingua sarda, Pasquale racconta un percorso fatto di musica, parole e radici. Dopo l'alluvione del 2013 compone Madre resterai, un brano nato per sostenere la biblioteca di Bitti, il suo paese natale, un gesto che segna profondamente il suo modo di fare musica. Nel suo cammino condivide il palco con artisti nazionali, pubblica il libro Piccoli dettagli, storie per cuori sdolcinati, partecipa al campus creativo di Piero Marras nel 2025, firma il singolo Il sardo Zestue. A dicembre arriva Che Mariposa, collaborazione con i tenori di Bitti, Raimondo e Locco, ponte tra tradizione e contemporaneità. In onda oggi alle ore 20 sulla Violina, domani alle 22 su Videolina. Domani poi, insomma, su Videolina, puntata, video disponibile dalle 21:15 su radiolina.it, Spotify. Sala prove in programma, un programma di Radiolina dedicato agli artisti sardi a cura e conduzione di Ruido, Fabio Leoni. Bene, bene, noi siamo già a puntare la televisione Videolina a sa lecchie de zero, può ascoltare a Pasquale Carzedda chi venite intervistato. Bene, 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 andiamo da innanzi e cominciamo, ecco, a dare appunto l'appuntamento che bisogna, e questo sono un appuntamento di Lula, San Francesco Lula, di Lula, di Verro, il primo appuntamento a essere Sovinti, Sovinti mi pare che sia sabato. Vamos una contemporanea, ore 20:30 qui su Cinema Ariston in Ubebata, un poker fitanare io può trasmettere già diretta dai coro Omines Agreste Gelula e coro Arche Oliena, coro giovanile GP da Palestrina, Oristano, coro polifonico Algrese. Ma vabbè, vamos a decidere su e hackere, così andare a su cinema de Sariston oppure andare a fare una diretta del coro Roma nella Cresta dell'Ula e tutto il resto dello scoro che bisogna. Vediamo. Andiamo da innanzi, abbiamo poi l'Associazione Culturale Bittart che ha dato appuntamento a su 21 però consegnare, impostare la lettera da Babbo Natale, sul nenneggio insomma, Babbo Natale, scusate, non a Babbo Natale, sul nenneggio. Rassegna letteraria ed artistica a tema libero rivolta ai bambini e ragazzi da 0 a 99 anni. La sede nuova di alle Schitteren, che è sede ex giudici di Pacche, e che in ingresso che si intratta da via Galileo, cioè da Dalla del Basso, oppure si potete spedire in posta elettronica a bittart@tiscali.it. Poi bisogna tutti gli altri appuntamenti, domenica 28 e mercoledì 31, sempre sale del Bittard, da Saldecchi in poi gli elaborati verranno premiati con un simpatico dono e Rubbe Salina Caput e tutta questa bella storia. E andiamo adesso al giornale, ecco la prima pagina della Nuova Sardegna è scusta, dopo incarichi e bufera a pagare, ora è una follia. Vabbè, ha si rimbuzzacato che ne bollo militare, Ganau all'oscuro, Tunis, forca populista, Nizzi, assurdo, assurdo, non assurdo, torrate sul sud. Poi dopo andiamo a ragionare che sia assurdo che non sia assurdo. L'Unione Sarda, i sardi si indebitano per i regali e poi no, che abbiamo purtroppo strage alla festa ebraica Sydney, orrore in spiaggia, mi pare che i bambini che morto, due spezzine di spuro, sparato dopo, sente che li brinca sa conca su questa questione sionismo e antisionismo.
e andiamo sul risultato de Sabittese, de Salulese, prima categoria girone C, allora amo che già nato, ma lo torniamo a ripetere, Bitese San Marco 3-2, Silano Lulese 5-4, quindi la Lulese perde un po' cosa marcia buona chi Yukiat, insomma, quindi la Bitese come sta un che punto, lo è Salulese a battere di che punto. E vabbè, la partita inveniente, sta essere l'Ulese e Forni esprime in classifica, e poi Zattera a essere Pattada, Bittese, su Pattada, insomma, è ultimi in classifica, quindi vamo buono spero di andare bene. La partita andiamo da innanzi e poi andiamo le altre, ecco, quello che mi sa cronaca, Bittese, San Marco Cabras, Bitese, Ruiu, Conteggio 60 centesimo, Arricca, Forno e vabbè insomma eh, è difficile, cioè non serve granché a leggere. Andiamo da innanzi. Automobili, e non crediamo in politica di carattere generale, ma interessa pure a noi. Automobili da gennaio gasolio più caro, aumenti anche sull'assicurazione invariate per il terzo anno di fila, le multe. Tra riallineamento delle accise e quindi del costo del gasolio e possibili rincari della RC Auto, l'anno nuovo porterà in dono un aumento dei costi per gli automobilisti italiani. Resteranno invece ferme le multe stradali. Partiamo dalla buona notizia: il decreto mille proroghe ha bloccato l'adeguamento automatico degli importi delle sanzioni all'inflazione, sventando un rincaro che sarebbe stato di circa il 2%. Il divieto di sosta sarebbe salito da 42 a 43 euro, l'accesso non autorizzato alle ZTL da 87 a 89, il superamento dei limiti di velocità da 60 km orari a 84,5. Va bene. E nel sicurso però, che lo schiviamo sa macchina a gasolio, la deve spaccare di pruso. Manager delle SL, battaglia Todd e PD. Che da Sischia che si biscorre a Boe, per Cagliari e Sassari, trattativa difficile, anche i DEM puntano alle aziende più grandi. Sarà battaglia senza esclusione di colpi, soprattutto sulle 3 aziende sanitarie più importanti, Cagliari, Sassari e il Brozzo. Molto presto i 12 commissari straordinari già prorogati una volta saranno chiamati a farsi da parte. Al loro posto saranno nominati altrettanti direttori generali, come previsto nella riforma che risale a inizio anno, poi impugnata dal governo. È ora in attesa del giudizio della Corte Costituzionale. La Presidente della Regione, Alessandra Todde, ha sempre sostenuto l'opportunità di chiudere la fase commissariale prima del pronunciamento della consulta. D'altra parte, proprio la rimozione dei vecchi DG, neanche scaduti, è una delle parti della legge su cui il Consiglio dei Ministri ha acceso il faro, cioè il DG Bini già lo ha dimesso, si sa può ponere sospenta stellato amico di Michele, di Bertolazzi, ma comunque ha cassato a Bertolazzi, così indicare i DG significherebbe dal punto di vista della giunta riportare ordine, ma niente è più semplice, perché se al giro precedente governatrice poté decidere autonomamente, gli assessori del PD non firmarono la delibera di nomina dei commissari, ora è tutto cambiato. I democratici non intendono stare a guardare e sono intenzionati a combattere per indicare i nomi per i posti chiave. Accordo difficile, ma la trattativa, complice il caso Egas, coincide con il momento più basso nei rapporti tra il PD e la Presidente di Regione dell'M5 Stelle e non resta poi così tanto tempo per arrivare ad un accordo accettabile. Il 18 e il 19 dicembre la Commissione esaminatrice farà i colloqui ai candidati alla carica di DG, ma da allora in poi
ogni giorno va bene per fare le nomine. E che è quello che avete già, che tanto è una ripartizione cencelliana. Non solo, dopo l'udienza del 2 dicembre scorso, la decisione della consulta è attesa per il nuovo anno, ma nulla impedisce ai giudici delle leggi di pubblicare il pronunciamento prima. Quindi vamos, rogna esa partizione del posteggio del travaglio, cioè delle sue poltrone, aree idonee e il caos. Il nuovo decreto non abroga la legge 20. La sentenza rinvia ogni decisione sulla valutazione di impatto ambientale sospesa a Edison per il progetto Tratta-Lias. La prima sezione del TAR di Cagliari chiede chiarimenti alla consulta. Dietro front, per il TAR la legge 20 non è abrogata dal nuovo decreto aree idonee. Significa che si possono presentare nuovi progetti relativi all'eolico e al fotovoltaico, anche se per quanto riguarda le iniziative in essere si torna alle prescrizioni della legge sarda, pur dovendo tener conto anche del più recente e permissivo decreto legislativo 175, almeno fino a un nuovo chiarimento che dovrà arrivare dalla Corte Costituzionale, a cui sono stati trasferiti gli atti. Insomma, se non è il caos, poco ci manca. Il TAR venerdì, non pronunciandosi definitivamente sul ricorso di Edison Rinnovabili SpA contro la Regione, difesa dagli avvocati Mattia Pani e Giovanni Parisi, per annullare la sospensione disposta dall'assessorato all'ambiente del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale avviata dalla società in relazione al progetto di un impianto agrovoltaico denominato Trattalia, di potenza 19,97 MW, la prima sezione del TAR di Cagliari, presieduta da Marco Buricelli, ha rinviato ogni decisione a ulteriori accertamenti. Per il Tribunale amministrativo, con la presente pronuncia della Corte, la numero 134 del 30 luglio 2025, si è precisato che nel nuovo quadro dei principi fondamentali della materia, così come integrati sul piano tecnico di individuare e correggere aree idonee, è ora stato invece concordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee. Tale possibilità del resto non è espressamente esclusa dal decreto legislativo rinnovabile 199-2021, pur con la precisazione che l'inidoneità dell'area, pur se dichiarata con legge regionale, non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale ad indicare un'area in cui l'installazione dell'impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata. Non si comprende però nulla. Comunque intanto Edison è bloccata. RVM, il popolo del no alle armi, in 400 da tutta l'isola per la marcia di protesta contro l'ampliamento della fabbrica e Musinie, Salbandiera, come te le stai vedendo, e no che poi hanno intervistato a questo fatto, hanno intervistato e Isolais invece non fittisse né promotore né portavoce né nulla, insomma, però il giornalista vai Kirka, che lo inviata, essendo Unione Sarda, batto un occhio di riguardo po' uno gruppo, insomma, l'ho dimenticato, addirittura Coraggio che su poso che praticamente a chi ha del conduttore della manifestazione non è stato manco intervistato. Vabbè. Vai Kirka. RVM, l'abbiamo già visto. Adesso inizia il bello per il Cagliari, 4 delle prossime 5 gare contro dirette concorrenti, a cominciare dal Pisa, quindi il Cagliari ha perduto che Atalanta e come insomma la sta in classifica in una posizione, battore di chi punto, che este gai
da essa zona retrocessione, però insomma siamo in buona posizione, Gallo. Non basta Gallo che si preoccupare, l'Atalanta chiaramente che con questi 3 punti si è guadagnato, queste arziata che 9 punti, insomma, e non è spacco. È la prima partita che a giocare, Cagliari-Pisa, e poi, vabbè, concorrente bisogna Genova e Parma. Genova gioca che Atalanta, su Parma gioca invece chi su Napoli, e quindi vabbè, noi schiappano, viene metta pure avvantaggiata, anzi assolutamente no. Andiamo da innanzi, doppi incarichi, la resa dei conti, nessuno sapeva. Pagare ora è folle, c'è certo che è folle è da incassare. Sulla graticola centinaia di politici chiamati a rimborsare i doppi stipendi percepiti, ma la sorte, Ganau, ero all'oscuro, certo, se c'è da restituire lo faremo, ne si gusta insomma, e non è che cosa di onesto, inizi una totale assurdità, vabbè, torna sui nari e mai se ne messe. Nella vita pubblica può capitare anche questo, il passato diventa una fattura da pagare. È ciò che sta accadendo ad alcuni dei 136 politici inseriti nel dossier Maggi del 2018 per i doppi incarichi illegittimamente retribuiti. Si ritrovano tutti a un tratto sulla graticola, non è una inchiesta giudiziaria, ma per molti suona come un processo morale. E beh, certo, morale, dente, e sapete se de Morales o dente. Una legge del 2010, mai applicata, improvvisamente viene riscoperta. Per 15 anni la legge è rimasta lì, silenziosa, come una lapide senza nome. Poi il Tribunale di Cagliari, unico caso in Italia, l'ha spolverata e la Regione l'ha dovuta leggere a voce alta. Oggi quella norma dimenticata bussa alle porte dei sindaci, ex assessori, presidenti di enti e consorzi, consulenti, capi di gabinetto. Non chiede spiegazioni, chiede i soldi indietro a tutti coloro che ricoprivano una carica elettiva e contemporaneamente un secondo incarico pubblico retribuito. E così, da un giorno all'altro, la politica sarda e forse anche quella nazionale scopre di essere seduta su una mina che nessuno aveva mai voluto disinnescare. Chi ha sbagliato? Chi non sapeva? E soprattutto chi deve pagare? Chi deve pagare? Chi ha incassato? Stefano Tunis. Non, non nascondo l'ansia che serpeggia attorno a questa vicenda. Sono preoccupato perché mi sembra una follia per il 99% delle persone coinvolte che rischiano di passare un brutto periodo, dice chiarendo subito però di non temere per sé. Nel 2010, quando ho ricevuto l'incarico all'Agenzia del Lavoro, mi sono immediatamente dimesso dal Consiglio Comunale. Una scelta che inevitabilmente una scelta che rivendica come consapevole ma anche dolorosa. Non fu una decisione facile perché lasciare una carica elettiva è sempre molto doloroso. Tunis conosceva la normativa, spiega, ma rifiuta l'idea che il suo caso possa diventare un metro universale. È certo che lo deve diventare. Sono un avvocato, ho familiarità con le leggi e non tutti hanno la stessa facilità che ho io a reperire questo tipo di informazioni. Ed è qui che il suo ragionamento si allarga diventando politico. Non trovo giusto puntare il dito su migliaia di persone che erano all'oscuro di una normativa sconosciuta e hanno accettato in buona fede dei ruoli che prevedevano una retribuzione. Ah sì, il cuore della questione per lui sta in una distinzione che oggi sembra ignorata. Il mio punto di vista è che è folle considerare incarichi pubblici, prestazioni professionali con contratto di lavoro subordinato. Ammette che ci sono dei casi, probabilmente quello di Maggi che sedeva in un CDA Sardegna.it, è borderline, ma insiste sul fatto che ci sono
casi in cui la norma andava applicata, ma il 99% ma il 99% è una sciocchezza a cui tutti dovremmo collaborare per sanarla. Ah sì, magari non torna su in aria e pone qualcuno dai busacca e cioè noi, si pacca pantalone. Stanno sanarla, vero? E poi per RVM l'abbiamo già visto, questo non è da innanzi. L'abbiamo già visto, mostrato in dai praticamente. Non comprendo. Poi, ecco qua. Comuni montani cambiano i criteri a rischio fondi anche in Sardegna, cioè quindi aumentiamo il spopolamento. Con la legge Calderoli molti centri dell'interno sarebbero esclusi, e cioè il dimostro Paco, una legge che dovrebbe contrastare lo spopolamento e che invece in Sardegna rischia di creare conseguenze ancora più negative per i comuni delle zone interne. Approvata a settembre e proposta dal ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. È la normativa che darà accesso ad una serie di misure economiche di fondamentale importanza per i comuni montani. Ci sono in tutto a disposizione 200 milioni di euro, ma il problema è che i criteri che porteranno a classificare i comuni come montani saranno molto più stringenti di quelli attuali. E beh, certo, montano per andare montano, però io dico, insomma, il Calesono, montani saranno, e così la conseguenza è che tante realtà dell'isola che fino ad oggi potevano accedere ai fondi del FOSMIT, il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane, con la nuova classificazione verranno estromessi. I nuovi criteri annunciati da Calderoli prevedono che per essere classificati come montano un comune deve avere almeno il 25% di superficie sopra i 600 metri. Sopra i 600 metri è difficile. E il 30% con un 20% di pendenza. Un secondo criterio è che debba avere un'altimetria di 500 metri. Il terzo è che essere circondato da montagne. Se pensiamo alla Sardegna, non possiamo ridurre il concetto di montagna ad a un alto altimetrico o alla presenza di un territorio. Le zone interne dell'isola vivono condizioni di spopolamento, carenza di servizi e isolamento che sono identiche a quelle di piccoli comuni montani di altre regioni italiane, e ignorare questi fattori significa rischiare di lasciare indietro intere comunità, afferma la presidente di ANCI Sardegna Daniela Falconi, che come sindaca di Forni vedrebbe ovviamente considerato il suo comune tra quelli montani, ma da rappresentante delle amministrazioni locali dell'isola vede con chiarezza i rischi che la norma può portare. Rispetto alla prima ipotesi, che guardava esclusivamente all'altezza e alla pendenza, afferma Falconi, è sicuramente positivo che siano state introdotte altre variabili come l'orografia del territorio o il fatto di essere circondati da aree montane. Detto questo, se guardiamo alla Sardegna, io credo che tutte le zone interne vadano considerate con grande attenzione perché presentano caratteristiche tipiche delle aree montane. La questione diventa quindi delicata dal punto di vista economico. Parliamo di risorse, quelle che venivano erogate dal Fondo Formiti, che venivano destinate soprattutto a comunità montane e unioni di comuni per le realizzazioni di progetti, quelle possono venire a mancare. Nell'ultima annualità i fondi assegnati alla Sardegna si aggiravano intorno a 18 milioni di euro, a cui la Regione ha spesso aggiunto ulteriori risorse dal proprio bilancio, rendendo i bandi più consistenti. Ora il rischio è molto concreto. Comuni che già soffrono condizioni di svantaggio potrebbero non accedere più a misure importanti che riguardano non solo i finanziamenti, ma anche ambiti come l'istruzione, la sanità, la fiscalità di vantaggio.
sono strumenti fondamentali per constatare lo spopolamento e contrastare, e garantire servizi essenziali, anche per rendere attrattivi quei territori per professionisti come i medici. ANCI Sardegna ha già fatto sentire la propria voce. Lo abbiamo fatto all'interno di ANCI nazionale, spiega la presidente di ANCI Sardegna, che ha un proprio delegato nella conferenza Stato-Regioni. Abbiamo chiesto con forza che i criteri non siano esclusivamente legati all'altimetria. Una cosa spinosa. Quei soldi servono per strade, non possiamo farne a meno. La preoccupazione del sindaco di Nughedo e San Nicolò, generale Carboni. Se Nughedo e San Nicolò non rientra tra i comuni montani, allora mi chiedo quale comune della Sardegna possa essere scelto, possa davvero esserlo. È forte la preoccupazione espressa dal sindaco di Michele Carboni per la legge Calderoli e per il criterio di classificazione dei comuni montani. Il timore è che i nuovi parametri possano escludere realtà che finora hanno beneficiato di finanziamenti essenziali per garantire servizi e sicurezza. E poi il sindaco di Nule, Mellino, narrata già penalizzati alla regione, sarebbe un'altra ingiustizia, ma Nule deve rientrare. Ma semmai è il bene di tutti il problema. Il paradosso è che in Sardegna quasi tutti i comuni sono considerati montani nella classificazione attuale del Ministero, ma per la regione Nule non lo è. Il sindaco di Nule, Giuseppe Melli, non si prepara ad una doppia battaglia. La prima sta portando avanti da tempo con l'amministrazione regionale, che continua a considerare il suo comune tra quelli svantaggiati e non tra quelli montani. La seconda è quella che si aprirebbe con il Ministero per i nuovi criteri di classificazione che rischierebbero di estrometterla dai fondi Forsmith. Evidentemente nulla Iucate terreno finché sono posi in basso. Andiamo da innanzi, accise diesel in aumento da gennaio, rincari anche per le polizze auto. Ecco la mossa politica internazionale. Zelensky agli inviati USA: rinunciamo alla NATO. Scriccanne nell'incontro, ma non ha compreso che ha la bassetta che chiede tutto. L'apertura in cambio del congelamento della linea del fronte, mantenendo il Donbass. Witkoff Kustner, il leader ucraino, ha chiesto garanzie di protezione no a zone cuscinetto. Andiamo da innanzi. Folle attacco alla festa ebraica, 15 morti, no che vabbè, non stiamo girando nello scherveggio. 2 uomini hanno aperto il fuoco sulla folla a Bondi Beach. Tra le vittime una bambina di 12 anni. Sydney fucilate contro le famiglie riunite per celebrare la festività di una K. Almeno 50 colpi di fucile contro le famiglie riunite in riva al mare per celebrare la festività ebraica di Hanukkah, il festival delle luci dell'ebraismo. È finito nel sangue con una delle più gravissime stragi d'odio antisemita al di fuori di Israele. 15 morti e 29 feriti. Un pomeriggio di festa a Bondi Beach la celebre spiaggia di Sydney in Australia. 2 uomini hanno aperto il fuoco sulla folla, uno è stato ucciso, l'altro è gravemente ferito. A neutralizzarli l'intervento della polizia, ma anche il coraggio di un passante che ha disarmato a mani nude uno degli attentatori. Prima però gli attentatori hanno fatto in tempo a seminare il terrore tra le vittime. Ci sono anche il rabbino di Sydney, Eli Slanger, una bambina di 12 anni e un sopravvissuto dell'Olocausto.
2 agenti di polizia sono gravissimi, una carneficina che poteva essere persino più grave. La polizia ha trovato rudimentali ordigni esplosivi su un veicolo nella zona dell'attacco. Di uno degli attentatori è noto il nome, Naver Akram, 24 anni, in Babe Fisto, praticamente come gli schitichini Babe Fisto. Oi, oi, oi. Nientino che mi pare che appena finito o no? No, è uno storato sorte. E no, compreso it e basso serenne. Ah. Scusate, abbiamo tornato sorta. Non veste la sigla di tancatura, vabbè, eccola qua. Tancamos uscite novella de oie e non damos appuntamento torna a casa. Oggi non è mancata so che quindi ne sarei contento so, ma la potevi avviare 3 días, non va che mancare, quindi non è stata una cosa facile. Che torniamo tutto a sopra, almeno il video e buona tutto dai Bizzi TV. Ecco, torniamo a si spazi, voi la terra e poi torniamo a piombare grasa a sa rete dei Bizzi TV. Bene, tancamos.